presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza lancia l'allarme: stiamo attenti, rischiamo di ripetere l'esperienza di Bergamo, commessi molti errori, i medici sono stremati. Dopo le proteste per la campagna vaccinale non ancora iniziata a Di Pignano, arriva in diretta la notizia dell'invio dei vaccini già da domani, ma in molti comuni calabresi i sindaci lamentano la carenza delle seconde dosi. Continua a non funzionare come dovrebbe la piattaforma di Poste Italiane, il sistema non soddisfa le aspettative dei cittadini. I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alla cosca di Cutro. L'accusa è di associazione mafiosa. Buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la provincia di Cosenza rischia di diventare la Bergamo di questa fase, lo ha detto ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Corcioni, che lancia anche un allarme. La zona rossa questa volta corrisponde ad un aumento del contagio e alla saturazione delle strutture sanitarie. Serve molta attenzione da parte dei cittadini. I medici sono allo stremo e non si intravedono miglioramenti nell'organizzazione rispetto alle prime ondate. Stavolta il rosso si addice alla Calabria, non solo per l'inadeguatezza della risposta alle strutture sanitarie, ma anche per i numeri relativi al contagio. Lo dice il presidente dell'Ordine dei Medici Eugenio Corcioni. La terza ondata ha trovato i calabresi stanchi e disattenti. Questa volta non siamo rossi soltanto in profilassi come siamo stati l'altra volta, in profilassi nel senso abbiamo strutture deboli e quindi vi mettiamo rossi perché altrimenti chissà che succede. No, noi questa volta abbiamo sempre le strutture deboli, anzi debolissime. In più abbiamo anche un'oggettività di dati che impone le cautele del rosso. Però sfido chiunque, se oggi ha passeggiato per Cosenza, tranne qualche negozio in più chiuso, si è trovato delle differenze sostanziali. Sostanzialmente non è cambiato nulla e che di fatto mi pare proprio che non c'è la percezione del rischio. Già ampiamente superati i numeri raggiunti nelle ondate precedenti relativi ai ricoveri in provincia di Cosenza. Incide la maggiore diffusività delle varianti in una regione dove l'attività di sequenziamento è molto ridotta. Penso che questa terza ondata sia molto peggiore delle precedenti, intanto perché colpisce le persone molto più giovani, poi perché in qualche maniera effettivamente le strutture sanitarie sono intasate. Noi possiamo diventare una Bergamo della prima ondata se non stiamo attenti adesso, perché stanno venendo le varianti in generale e questo ci potrà creare dei grossi problemi. A distanza di un anno dalla comparsa del virus sullo scenario calabrese, è evidente che la sanità regionale è ancora impreparata e se sono stanchi i cittadini, qual è la situazione di chi sta in prima linea? Il medico è stanchissimo perché il governo del sistema era deficitario, rimane deficitario, il numero di medici è del tutto insufficiente, ci si ammala come tutti, anche di Covid purtroppo. I giovani che sono stati inseriti nelle varie figure professionali addirittura non sono stati pagati da novembre. Questo nuovo commissario, cosa ha cambiato rispetto al commissario Cotticelli? C'è una presenza vera, concreta, ha cambiato in qualche maniera l'incisività della soluzione, avvigila sulle eventuali insufficienze? Io non mi pare proprio. E parliamo invece adesso di Pignano, perché dopo le proteste proprio per la campagna vaccinale non ancora iniziata nel centro alle porte di Cosenza, arriva in diretta la notizia dell'invio di nuovi vaccini già da domani. Ma vediamo com'è andata. Ci troviamo a Di Pignano, siamo all'interno del centro vaccinale allestito dall'amministrazione comunale, tutto è pronto, c'è la sala d'attesa, la sala dove somministrare il vaccino, la sala dove osservare per i 15 minuti i pazienti. Il problema è che però al momento a Di Pignano non è arrivata neanche una dose del vaccino, sono oltre 170 gli anziani in attesa. Con noi c'è il signor Franco. Ecco, lei attende appunto di essere vaccinato. Certo, stiamo in ansia tutti quanti in famiglia, viviamo tutti preoccupati. Per quale motivo a Di Pignano non arriva il vaccino? Cosa significa per lei il vaccino? Il vaccino significa la vita nostra, per tutelare i nostri figli, i nostri nipoti, per abbracciare i nostri cari.
E poi abbiamo un'amministrazione che è buona, che si difende, che ci tutela anche a noi. Insomma, voi volete il vaccino? Vogliamo il vaccino, perché non arriva? Perché non arriva? Allora, noi lo chiediamo anche al sindaco Gaetano Sorcala, insomma, qui è tutto pronto, siete in attesa, siete diventati tra l'altro anche un caso nazionale, perché neanche una dose del vaccino sugli oltre 170 anziani che aspettano. Voi avete avanzato richiesta quando? Noi abbiamo avanzato richiesta fin dal 21 gennaio, dove abbiamo inviato l'elenco degli aventi diritto, degli ultraottantenni di Pignanesi. Dopodiché anche via PEC, di persona e non ultima una diffida che abbiamo fatto la settimana scorsa all'ASP di Cosenza, stiamo cercando in tutti i modi di ottenere questi vaccini. La cosa che al momento a noi lascia un po' perplessi, perché di Pignano rispetto ad altri comuni anche limitrofi che hanno avuto la possibilità di effettuare le vaccinazioni agli ultraottantenni, di Pignano resti in questa zona d'ombra dove non sono senza aver avuto i vaccini. Voi siete pronti, comunque ci sono 4 medici di base, se non sbaglio, qui sul territorio che sono pronti a dare la loro disponibilità. L'amministrazione comunale ha individuato appunto questo plesso come centro vaccinale, tutto a posto, tutto in ordine, però niente, non arrivano. Esatto, sì, noi abbiamo adempiuto alle richieste che ci sono pervenute da parte dell'ASP, ovvero predisporre un luogo dove effettuare l'inoculazione dei vaccini, la presenza di un'ambulanza vicino a questo luogo, stoccare i vaccini che, come lei sa, devono essere conservati a certo tipo di temperature, quindi abbiamo chiesto alle farmacie di paese di conservare i vaccini una volta che ci venissero consegnati. Abbiamo concordato con i medici di base la loro disponibilità per effettuare le inoculazioni, quindi da oltre un mese noi siamo pronti e con tutte le richieste che ci sono state fatte. L'unica cosa su cui noi non possiamo far nulla è quello di avere materialmente i vaccini, cioè perché ci devono essere consegnati da fuori. Per il resto noi da un mese a questa parte siamo pronti e in attesa che materialmente ci venga consegnato il vaccino. Da qui l'ennesimo appello, no, che parte da Di Pignano, fate presto. Assolutamente sì, perché come la testimonianza del nostro amico anziano, la possibilità di riabbracciare i nostri nonni in maniera sicura, l'unica via che al momento siamo abbastanza convinti che possa essere l'unica perseguibile è quella di essere vaccinati per poter provare a riprenderci quella nostra normalità che il Covid al momento ci ha tolti. C'è una buona notizia perché proprio in questo momento il sindaco ha ricevuto delle rassicurazioni da parte dell'ASP, quindi arrivano i vaccini. Sì, sarà il miracolo Tennel, non so come dobbiamo chiamarlo, però abbiamo appena ricevuto una telefonata che domani mattina, massimo nel pomeriggio, arriveranno i vaccini a Di Pignano e noi contiamo di poterli effettuare nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Quante dosi? Sono 180 dosi, quelle che avevamo richiesto fin da gennaio. E a proposito proprio di campagna vaccinale, in molti comuni calabresi i sindaci lamentano la carenza delle cosiddette seconde dosi. La carenza di vaccini si registra anche sullo Ionio Cosentino e a Cassano. Il sindaco denuncia il ritardo nella seconda fase, cioè quella del richiamo, e in questo video lancia un appello. A Cassano dai primi di marzo abbiamo avviato la vaccinazione per gli ultra ottantenni, una collaborazione molto concreta e fattiva tra l'amministrazione comunale, i medici di base, gli uffici locali dell'ASP. Abbiamo somministrato la prima dose del vaccino Pfizer a tutti gli ultra ottantenni. C'è da fare il richiamo, la seconda dose del vaccino. Dovevano iniziare il giorno 24, altrimenti periscono i giorni di tolleranza che ci sono tra la prima e la seconda dose. Purtroppo ad oggi non abbiamo i vaccini, è qualcosa che non si può accettare, è qualcosa che non possiamo assolutamente sopportare, è qualcosa che respingiamo con forza. Quindi il commissario, il dottore Guido Longo, deve mandarci i vaccini. Se non sono arrivati in Calabria significa che dobbiamo fare qualcosa per farli arrivare. Immaginate cosa può accadere se periscono i giorni di tolleranza e non si fanno i vaccini. Significa che bisogna ricominciare da capo. Da questa
con questa comunicazione lancio anche qui l'idea assegnata ai sindaci, la facoltà, la responsabilità di somministrare i vaccini. Dateci i vaccini, ce la vediamo da soli. E la Calabria si dice pronta ad aumentare il ritmo delle vaccinazioni, ma al momento mancano dosi per richiami e prime somministrazioni. Domani dovrebbero arrivare le cosiddette nuove forniture su misura doppia rispetto alla settimana precedente. Intanto la nostra regione è ultima nella graduatoria nazionale, che vede anche disparità di trattamento fra i diversi territori. 241.902 somministrazioni su 315.490 dosi disponibili. Ultimo posto per la Calabria, con Sardegna e Liguria che precedono la nostra regione di pochi punti percentuali. Abbiamo provato qualche giorno fa a chiedere ad uno stizzito Nino Spirlì, infastidito dalla raffica di domande dei giornalisti, il perché della maggiore fornitura di dosi alla meno popolosa Liguria, che viaggia con un margine di disponibilità di 20.000 dosi in più. Presidente, la Liguria viaggia con 15-20.000 vaccini in più a settimana. Questo perché si riguarda la questione anagrafica, visto che ha 1,5 milioni di abitanti e noi 2 milioni? Sì, assolutamente sì, ma poi comunque viaggiamo veramente fianco a fianco, quindi vuol dire che i numeri sono quelli. No, parlo delle forniture, che sì, è peggio. Perché ci sono più abitanti rispetto a noi. 2 milioni noi, 1,5 milioni loro. Gli anziani. Parlavo di anziani. La domanda non voleva colpevolizzare la regione, ma solo servire da sprone, visto che da lì a poco sarebbe avvenuto l'incontro con il commissario Figliuolo. La motivazione della maggiore longevità della popolazione ligure è valida sì, ma fino a un certo punto. In effetti la Liguria vanta un numero superiore di abitanti nella fascia che va dai 75 ai 100 anni, ma la Calabria ha 400.000 abitanti in più. Domani dovrebbe essere il giorno di consegna delle nuove forniture, in misura doppia rispetto alle scorse settimane. Migliaia di over 80 e soggetti fragili attendono di effettuare la seconda dose, altri di ricevere la prima. Se saranno mantenute le promesse fatte venerdì scorso, la macchina vaccinale calabrese sarà soggetta al primo vero banco di prova e sapremo se l'organizzazione è in grado di effettuare quel cambio di passo richiesto dal governo per raggiungere le 500.000 somministrazioni quotidiane su scala nazionale. E continua anche a non funzionare come dovrebbe la piattaforma di Poste Italiane e il sistema non soddisfa le aspettative dei cittadini. C'è un problema legato alla piattaforma per prenotare le vaccinazioni in Calabria. In tanti ci scrivono e ci telefonano per problematiche inerenti al sistema che, come ci spiega il professor Domenico Talia dell'Unical, è una piattaforma muta, ma vediamo perché. Dialoga male con gli utenti, cioè è quasi reticente, cioè l'interazione tra chi si collega per potersi prenotare e le informazioni che dà alla piattaforma è bassissima, le informazioni sono pochissime, non si sa per esempio quando uno prova ad accedere alla piattaforma in maniera chiara se uno può in qualche maniera usare la piattaforma in quel momento, in quale categorie è possibile registrarsi. Per fare questo bisogna far parte di una di quelle categorie e soltanto dopo si riesce a verificare questo. Allo stesso tempo la piattaforma è estremamente rigida, anche nella scelta dei luoghi dove portare le prenotazioni delle persone e quindi alcune persone sono costrette a spostarsi di molti chilometri lontano da casa per prenotarsi, ma non c'è un'ottimizzazione dell'allocazione delle prenotazioni rispetto ai luoghi da dove le persone si collegano. Basterebbe guardare per esempio la piattaforma usata dalla Regione Lazio per capire che si poteva fare molto di più. Il problema qui è che la piattaforma non è stata adattata alle varie realtà e alle varie situazioni. Quindi è una piattaforma che mostra una rigidità che dimostra che chi l'ha progettata non l'ha adattata alle esigenze degli utenti, che tra l'altro sono esigenze di persone in difficoltà e che quindi andrebbero, come dire, aiutate in questo. Il problema non è tanto del software che è stato programmato, ma della sua, come dire, adattatività ai vari contesti. Questa è una piattaforma che si usa in più regioni, ma senza l'attenzione ai contesti locali. Andava progettata meglio e andava gestita meglio. Certamente se si affianca, per esempio, un'assistenza telefonica o in alcuni
casi si usano per esempio dei sistemi di interazione anche automatici, cioè l'utente per esempio può provare a scrivere e a chiedere delle informazioni, questo si potrebbe fare, ma allo stesso tempo si potrebbe anche chiedere a Poste di adattarlo, cioè di modificare alcuni aspetti di questa piattaforma, lo potrebbero fare anche in questi giorni, adattandola e spiegando meglio alle persone. Per esempio, prima di inserire il codice fiscale, per esempio, elencare quali sono le categorie che in quel momento possono prenotarsi. Già questo semplificherebbe molto e permettendo, per esempio, di trovare il luogo dove prenotarsi il più vicino possibile all'abitazione delle persone. E per esempio, ne aggiungo un'altra e poi finisco, considerando le varie patologie delle persone e quindi gestendo l'allocazione delle prenotazioni in considerazione delle patologie. Non si può chiedere ad una persona che non può spostarsi da casa di andare a 200 km di distanza. Ecco, la piattaforma da questo punto di vista è muta, cioè non si adatta perché non è stata configurata per questo. Ci sarebbe tempo per farla, anche se andava fatto per tempo, perché la vaccinazione si sapeva che si doveva fare in questo periodo. Parliamo adesso del bollettino regionale. Calano i positivi, ma anche ci sono stati meno test in Calabria, 2 le nuove vittime. Calano anche alla luce dei pochi tamponi effettuati i nuovi positivi in Calabria. Oggi sono 201 con 1444 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia nella nostra regione sono 46.311, quelle negative 575.598. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 55, 18 a Catanzaro, 8 a Crotone, 15 a Vibo Valentia e 105 a Reggio Calabria. Aumento in doppia cifra dei ricoveri nei reparti di cura, 12 in più che portano il totale a 389, mentre è fermo a 36 il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. 2 decessi di oggi, uno nel Cosentino e uno nel Reggino, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 802. Ora ci spostiamo a Corigliano Rossano, dove preoccupa l'aumento dei contagi e anche la carenza di vaccini. Aumentano i contagi anche a Corigliano Rossano. Il sindaco Stasi nei giorni scorsi ha adottato misure urgenti con un'ulteriore ordinanza che serve per integrare e contenere la diffusione del virus su tutto il territorio comunale. Se ne esce purtroppo soltanto, alla lunga se ne esce soltanto con le vaccinazioni. In questo momento bisogna stringere i denti, bisogna far morire di solitudine il virus. Il sistema sanitario è in grave difficoltà, questo non c'è dubbio, sull'intera provincia, credo sull'intera regione, continuano a mancare i posti di ricovero, si continuano a susseguire riunioni. Certo è che i posti che dovevano essere garantiti al DCA91, i posti di percorsi che dovevano essere garantiti al DCA91 sarebbero dovuti già essere pronti ed essere operativi. Purtroppo per l'ennesima volta la governance sanitaria, ovviamente non c'entra il commissario della Regina che si è insediato da pochissimo, però ancora una volta nei momenti di calma siamo rimasti fermi sperando che poi sarebbe andato tutto bene. È la seconda volta che succede, io ricordo sono stato costretto a essere intervenuto all'epoca prima della seconda ondata per il laboratorio tamponi, che poi di fatto ha consentito all'intera provincia di avere un tracciamento decente. Lo dimostra il fatto che quando il laboratorio tamponi dello SPOC di Corigliano Rossano si è fermato, si è di fatto saltato tutto il tracciamento. Adesso nella terza ondata mancano i posti di ricovero. Fortunatamente alcuni reparti erano stati quantomeno predisposti, però evidentemente sono pochi, ci sono tanti concittadini di Corigliano Rossano, ma in generale tanti cittadini calabresi che sono ancora nei pronto soccorso in attesa di ricovero. Se ne esce in questo momento soltanto con grande responsabilità, se ne esce con chiarezza istituzionale e se ne esce anche con organizzazione. Si parla anche della carenza dei vaccini e quindi anche a Rossano c'è il rischio che salti il sistema. Procediamo con circa 300 vaccinazioni al giorno. Il punto è che ho contezza del fatto che questa settimana per l'ASP di Cosenza di più di 10.000 dosi di Pfizer, credo 13.000 necessarie per le seconde dosi, ce ne sono poco più di 5.000. Ciò significa che salterebbe il 60% delle seconde dosi. E non credo sia come dire, una cosa accettabile da questo punto di vista. Ovviamente
Immagino che si stia lavorando ad una soluzione, sto contattando anche il Presidente facente funzioni per capire se effettivamente il problema è stato a livello regionale oppure se c'è qualche altro problema, però dover fronteggiare questa settimana, per esempio, con il 60% delle dosi in meno sarebbe veramente molto grave per l'intera provincia. C'è stato un vertice operativo quest'oggi alla Cittadella con il sottosegretario per il Sud Dalila Nesci. Un tavolo tecnico in regione con la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci per discutere di sanità e di infrastrutture. All'incontro hanno preso parte, oltre al presidente facente funzioni Spirri, anche il commissario alla sanità Guido Longo, una visita già programmata dove si è fatto il punto sulle problematiche affrontate anche con il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio. Abbiamo aperto una serie di tavoli tecnici su dossier importanti che riguardano la Calabria, la sanità, il lavoro. Sarà una giornata molto piena con una grande e forte leale collaborazione fra me e la Presidenza della Regione Calabria e tutti i dipartimenti. Il governo è vicino alla nostra regione, è presente, conosce le sue difficoltà, ma insieme e cooperando raggiungeremo risultati. Adesso vi facciamo sentire il grido d'allarme dei toilettatori che dicono siamo disperati. In zona rossa si sa chiuse anche le toilettature, ma quali possibilità di contagio chiedono i toilettatori? Questo è il contatto che c'è tra il toilettatore e l'animale, questo è l'assembramento che noi troviamo in negozio. Io e l'animale domestico, nessun altro. Sara Santoianni fa parte del movimento Il mio lavoro è utile. I presidenti delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia hanno emesso un'ordinanza che permette loro di lavorare. Da qui l'appello al presidente della regione Calabria, Nino Spirli. La toilettatura non è solo un vezzo, è benessere animale. Significa prevenzione da parassiti, dermatiti, problemi cutanei. Noi ci occupiamo di cani, di gatti e di animali che vivono ogni giorno nelle nostre case. Ormai una persona su 3 ha un animale in casa e tutti hanno bisogno della loro igiene, sia gli uomini che i nostri amici animali. Ed è per questo che noi richiediamo l'apertura delle toilettature in tutta Italia e in particolare un provvedimento dal nostro presidente governatore Nino Spirli affinché ci permetta di lavorare. Abbiamo investito per poter fare un lavoro che è un diritto per gli animali. Molti hanno dermatiti, molti dei miei clienti soffrono e io sono costretta dopo mesi a tosarli. Il mio lavoro è utile e io ho un diritto di poter garantire un servizio a tutti i miei clienti. E Calabria in zona rossa, da oggi vediamo che cosa cambia. Dopo ben 4 mesi la Calabria torna in zona rossa, l'effetto delle nuove restrizioni è immediato e visibile, piazze e strade semideserte. A Cosenza troviamo qualcuno per le vie del centro, c'è chi passeggia il cane o chi esce per comprare beni di prima necessità, ma si tratta di un numero di persone davvero basso rispetto a quelle che si vedevano circolare meno di 24 ore fa. Il tutto si svolge sotto l'occhio vigile di polizia e esercito, anche quei commercianti rimasti aperti non risparmiano le lamentele. Come sono andate le vendite stamattina? Naturalmente malissimo, non male, malissimo. La gente ha paura di uscire, poi si erano giustamente, le forze dell'ordine hanno pure controllato chi usciva senza permesso e quindi la gente si è messa paura e niente, piangiamo ancora una volta noi commercianti le conseguenze di questo governo a dir poco vergognoso. Solo alcune attività restano aperte, vediamo che cosa ci dicono, come è andata la giornata. Buongiorno. Voi siete una di quelle attività privilegiate perché restate aperte. Come sono andate le vendite questa mattina? Allora, come ha ben detto, sì, noi ci riteniamo veramente una categoria privilegiata a rimanere aperte. Sicuramente è molto difficile perché comunque il flusso delle persone è pochissimo, c'è anche molto presidio ovviamente delle forze dell'ordine che controllano, quindi ci riteniamo fortunati, ma è veramente difficile. Ovviamente l'incasso è molto minimo, questo è il problema. Il nuovo provvedimento colpisce bar e ristoranti, anche se già in fascia arancione potevano vendere solo con asporto o consegna a domicilio, ma le restrizioni e soprattutto la loro durata si fa già sentire. Siamo proprio ai minimi percentuali.
Purtroppo diamo solo un servizio a chi, come i negozi che rimangono aperti, ma è solo un servizio, è una rimessa totale. Stiamo lavorando, senza esagerare, un buon 15-20%, non di più. Gli aiuti che stanno dando, a chi vanno, come vanno, a che proposito, il fatturato. L'Italia è un paese che è nato in nero. La viviamo un po' male, penso quasi tutti a livello psicologico collettivo, perché è una cosa che riteniamo assurda. Psicologicamente è avvilente. Serrande abbassate e lamentele che si ripetono di negozio in negozio a prescindere dalla tipologia, e questo lo stato d'animo che si respira nella città Abruzia nel primo giorno di zona rossa, anche da quei pochi commercianti rimasti aperti, ma molti ammettono che la situazione dei contagi in Calabria si sta facendo davvero preoccupante e l'unica speranza è riposta nei vaccini e in una durata limitata della zona rossa. D'altronde siamo qua sotto questo cielo, poi si vedrà. Parliamo adesso di cronaca. Per usura ed estorsioni ci sono stati 13 arresti nel Crotonese. Era il 13 novembre del 2018. Davanti a 2 negozi di Sellia Marina vennero posizionate delle taniche di benzina, un chiaro messaggio dei clan per convincere gli imprenditori a pagare il pizzo. Dopo quei 2 atti intimidatori, i carabinieri, coordinati alla DDA di Catanzaro, hanno avviato le indagini, culminate oggi con 13 arresti. Destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, presunti appartenenti all''ndrangheta di Cutro e San Leonardo di Cutro, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, usura, estorsioni. Gli attraverso indagini tecniche, pedinamenti, accertamenti patrimoniali e l'audizione delle vittime, sono riusciti a documentare gli assetti e l'operatività sul litorale ionico catanzarese delle articolazioni dei clan di San Leonardo di Cutro e Cutro, facenti capo alle famiglie Mannolo, Scerbo, Zoffreo, Falcone. I locali della provincia di Crotone che arrivano fino a Catanzaro, e questo territorio un po' apparentemente ibrido, nella realtà c'è una struttura ben consolidata che in modo sistematico faceva estorsione e usura, che sono 2 reati tipici dell'associazione di inquista mafioso, reato contestato anche in questa occasione. E il dato importante e fondamentale che ci conforta è che alcuni imprenditori, sia estorti che usurati, hanno denunciato. Grazie anche dunque alla collaborazione di alcune vittime, le indagini hanno consentito di ricostruire l'attività usuraria degli indagati a danno di commercianti e piccoli imprenditori, con tassi usurari compresi tra il 120% e il 150% l'anno. Sono evidentemente reati particolarmente odiosi che determinano uno stravolgimento nella vita personale, familiare delle vittime, che in questo caso hanno potuto constatare come l'unico modo per sottrarsi a questo gioco è quello di affidarsi agli investigatori, di affidarsi agli inquirenti. I clan, è emerso nel corso dell'attività investigativa, imponevano il pizzo a imprenditori e commercianti soprattutto in occasione delle principali festività dell'anno. Oltre agli arresti, i carabinieri hanno sequestrato 2 società intestate ad uno degli indagati, somme di denaro, rapporti bancari, finanziari, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 260.000 euro. Ancora la cronaca, è stato arrestato a Lisbona Francesco Pelle, boss della 'ndrangheta, è stato scovato dai carabinieri in una clinica della capitale portoghese dove era in cura per il Covid. Adesso vediamo la borsa. Eurolistini in ordine sparso al termine di una seduta incerta, mentre Wall Street viaggia sotto la parità. Sotto osservazione il comparto finanziario in scia alla crisi dell'hedge fund Archegos Capital. Quest'ultimo ha dovuto liquidare posizioni per 20 miliardi di dollari, innescando profit warning da parte di colossi come Nomura e Credit Suisse. A causa delle transizioni, il fondo americano e ora gli operatori temono un effetto contagio. L'attenzione resta concentrata sulla forza della ripresa economica, sostenuta dai progressi nelle campagne di vaccinazione, sui rischi di pressioni inflazionistiche legati ai nuovi stimoli. Nei prossimi giorni il presidente americano Biden dovrebbe svelare un nuovo piano di stimoli incentrato sulla spesa per infrastrutture.
A Piazza Affari il FTSE Archivia gli scambi sostanzialmente invariato a più 0,1, positivi il DAX di Francoforte a più 0,5 e il CAC 40 di Parigi a più 0,4%, deboli l'Ibex 35 di Madrid e il FTSE 100 di Londra a meno 0,1. A Wall Street negativi il Dow Jones a meno 0,2, l'S&P 500 a meno 0,3, il Nasdaq a meno 0,8%. Sul Forex l'euro-dollaro resta in area 1,178, mentre il cambio tra biglietto verde e yen staziona a 109,7. Annullano le precedenti perdite le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a 63,8 dollari e il WTI a più 0,3% a 60,3 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund resta in area 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano soprattutto Poste Italiane a più 2,2 e Telecom Italia a più 1,6%, che continua a beneficiare dell'accordo con DAZN in attesa di novità sulla rete unica. Ben intonate le utilities, in ribasso invece STM a meno 1,15, Diasurin e Interpump a meno 1,2, Unicredit meno 1,3, CNH meno 1,8%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Un vasto campo anticiclonico sta interessando l'Europa occidentale e quasi tutta la nostra penisola. La Calabria sarà sul bordo orientale di questa alta pressione e quindi sarà esposta a correnti da nord più fresche che comunque provocheranno pochi fenomeni, in un contesto di tempo variabile e temperature in media. Domani al mattino nubi sparse e foschie sui litorali tirrenici. Durante il pomeriggio formazione di nuvolosità sul Pollino, in estensione su Alto Cosentino Tirrenico. Altre nubi si formeranno sulle restanti aree montuose e potrebbero estendersi sul Reggino e Catanzarese Ionico. Non sono comunque previste precipitazioni degne di nota, temperature in lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani il medio e basso Ionio saranno mossi, addirittura a tratti molto mossi i bacini crotonesi, e questo a causa di venti che soffieranno dai quadranti settentrionali moderati, con locali rinforzi proprio a largo delle coste crotonesi. Il Mar Tirreno sarà invece poco mosso sotto venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.